Ancora una situazione di emergenza sfruttata ad arte per fare soldi. Il guaio è che, come già nel caso del Mose di Venezia, l'accusa viene rivolta alle istituzioni preposte a gestirla. La Procura di Rovigo ha iscritto nel registro degli indagati 4 funzionari dell'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, che secondo l'accusa avrebbero predisposto e avallato come urgenti i lavori di arginatura subacquea del fiume a Porto Tolle e a Castelmassa, praticamente da un capo all'altro del Polesine, senza che in realtà lo fossero realmente. Così avrebbero procurato un ingiusto profitto ad alcune imprese che realizzano le opere di messa in sicurezza arginali e che forniscono pietrame. A chiusura indagini in totale sono 7 gli indagati, accusati a vario titolo di falsità ideologica, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Il giro di denaro si attesta attorno al €500.000. Per l'ufficio periferico di Rovigo dell'AIPO i nomi sono quelli di Luciano Moretti, 73enne, ex progettista coordinatore, il responsabile dei procedimenti Sandro Bortolotto, 59 anni, i 2 tecnici progettisti Matteo Occhiolini, 46enne, e Daniele Picardi, di 51 anni. I 3 imprenditori raggiunti dall'avviso di fine indagini sono invece un 68enne di Vo, in provincia di Padova, un 67enne di Portoviro nel Rodigino ed un 64enne di Porto Tolle. Il punto di partenza: la simulazione di un'urgenza idraulica, il ripristino degli argini del Po in località Cazzugliani a Porto Tolle per la frane ed erosione di circa 200 metri di sponda. Tra la metà di giugno e fine luglio di 6 anni or sono, Picardi e Moretti avrebbero redatto un verbale di massima urgenza per l'opera pubblica, avanzando presupposti di emergenza idraulica ritenuti insussistenti dalla Procura.